Noi facciamo solo proteste, c'è proposte, noi proponiamo e faremo una legge nella quale siano i lavoratori direttamente, a prescindere dai sindacati e quali sono iscritti, che possano votare anche sui contratti, sulla contrattazione dei fini delegati in bianco e di quello che ci cambierà. Ringrazio poi tutti i candidati e le candidate che sono qui sopra al palco. Abbiamo Maria Bruschi, abbiamo Simone Bardelle, abbiamo Marina Alchier, abbiamo Nicoletta Zago, che qui insomma penso non merito di presentazioni, abbiamo Franca Margomì, Gianluigi Bergamo e abbiamo il nostro capolista alla Camera Stefano Leoni. Come vedete, subito la parola a Stefano Leoni per il suo intervento. Grazie. Inizio con una citazione che ho fatto giusto ieri. Albert Einstein disse: follia è fare sempre la stessa cosa e pensare che qualcosa possa cambiare. La parola a Simone Bardelle, delegato della FIOM e lavoratore del petrolchimico. Hasta la rivoluzione sempre, e specialmente la rivoluzione civile, perché la fa il popolo tutto la fa, di qualsiasi ceto sociale, perché la devono fare gli operai, la devono fare i pensionati e soprattutto i giovani. Davide Camuccio, segretario della Fintem CGIL di Venezia, a salire sul palco ad intervenire perché giustamente siamo qui per ascoltare insomma i vostri argomenti. Siamo abituati a parlare da qui, per cui mi metto qui. I lavoratori chimici di Porto Marghera ti fanno il benvenuto in questo capannone che è la storia, forse non è più il presente, ma sicuramente è la storia delle lotte operaie di Porto Marghera. Non li nomino, ma spero che tutti si sentano rappresentati sopra questo palco dalla presenza di Nicoletta Zago, che io ringrazio per aver accettato la sfida di rivoluzione civile in questo momento difficile, nel momento in cui la sua fabbrica, la Vinis, nonostante le loro lotte straordinarie, rischia di chiudere. Io le cedo la parola e la ringrazio ancora. Grazie mille. Sì, la nostra storia è proprio l'emblema di questo ex ricco nord-est che sta andando allo scatafascio. La nostra azienda, per chi non lo sapesse, in 30 secondi riassumo, siamo da 4 anni in cassa integrazione, commissariati, non percepiamo lo stipendio, chi deve andare a lavorare per mantenere i presidi di sicurezza, e nemmeno la cassa integrazione perché ormai non ci sono più soldi nemmeno per quella. Il candidato premier Antonio Ingroia. Preferisco da qui, così ci vediamo, ci guardiamo meglio negli occhi. Grazie per essere qui ad ascoltarmi e ad ascoltarci. E io sono, come sapete, in giro per l'Italia e la sto girando davvero tutta. Oggi qui in Veneto purtroppo, come sapete, è una campagna elettorale molto stretta, molto accelerata, molto serrata, e quindi non riesco ad andare dappertutto come vorrei. Al Veneto, come ogni regione, riesco a dedicare soltanto una giornata, ma per quello che significa Porto Marghera non potevo non passare da qui, soprattutto perché io non faccio la campagna elettorale per raccontare chiacchiere o per fare promesse. Innanzitutto
la faccio per ascoltare, per andare nei luoghi dove di più si è manifestata la crisi, la sofferenza, il disagio economico e sociale, la netta sensazione del crollo del sistema, per ascoltare chi ci può dare idee, suggerimenti, proposte, e poi tocca a noi che facciamo politica trasformarli in soluzioni e rimedi. Ma negli ultimi decenni, un passo alla volta, un passo indietro alla volta, una controriforma alla volta, una cancellazione dei diritti alla volta, siamo arretrati e siamo tornati in una fase che potremmo dire pre-costituzionale. Siamo tornati in un vero e proprio regime dove una casta di potere tiene saldamente in mano tutti i poteri e non ne vuole mollare. E ecco il disastro che abbiamo davanti. Invece l'Italia è peggiorata, la Tangentopoli oggi è molto più diffusa. Prima era concentrata nei partiti del vecchio sistema, oggi è dilagante in tutto il ceto politico, tranne poche eccezioni, in gran parte del ceto politico che governa, e tutta la classe, sostanzialmente tutto il grosso gruppi imprenditoriali della grande finanza, come vedete tutti i vari manager dal Monte dei Paschi di Siena, la vicenda della Finmeccanica, la vicenda anche dell'ENI e così via. Bene, allora rispetto a tutta questa situazione occorrono appunto soluzioni radicali. La soluzione radicale non possono che venire dalla società e dalla politica, purché sia una politica nuova e diversa. Ecco perché un magistrato come me capisce che con le armi giudiziarie non si può risolvere le cose e che bisogna fare un passo in avanti. Il passo in avanti è fondare, come io ho fatto, un movimento politico nuovo, ma che sia ambizioso. Vi hanno raccontato molte menzogne. Una delle menzogne che si raccontano agli italiani è che l'Italia ha un'economia povera, ed avendo un'economia povera bisogna subire ed accettare il cosiddetto tirare la cinghia, e quindi bisogna subire i tagli allo Stato sociale, bisogna subire la mobilità della forza lavoro, bisogna subire la cancellazione dell'articolo 18, perché purtroppo sono questi i prezzi che bisogna pagare, e subire le tasse sempre più pesanti sulle spalle dei soliti che hanno sempre pagato il carico tributario per tutti, hanno pagato il conto per tutti e così via. Questo non è vero. Si può fare? Certo che si può fare. Il punto è che non si vuole fare, perché abbiamo un ceto politico, una classe dirigente che è compromessa con questa economia dell'illegalità. Ecco perché noi dobbiamo cacciare questa classe dirigente. Cacciamo questa classe dirigente e mettiamo in atto rimedi e strumenti per colpire l'economia dell'illegalità. Ci sono, noi abbiamo già delle proposte concrete, abbiamo perfino un progetto di legge che abbiamo già scritto. Questo progetto di legge dice che noi vogliamo estendere ai patrimoni e ai capitali dei corrotti e dei grandi evasori fiscali la stessa normativa che oggi si applica per i patrimoni dei mafiosi. Per quale motivo i corrotti devono essere privilegiati rispetto ai mafiosi? Abbiamo un'arma che è l'unica della quale loro hanno paura, ed è l'unica che può cambiare le cose, ed è l'unica che in questa circostanza può abbattere queste mura del fortino assediato, e che in democrazia è l'arma più potente, ed è l'arma del voto. E quest'arma la dovete utilizzare rendendo quest'arma utile, ma che sia utile a voi, non utile a loro che sono dentro quel fortino assediato. Il voto deve essere utile a voi, l'unico voto utile è quello che vi aiuterà ad abbattere
il muro di questo fortino assediato, entrare dentro questo fortino, fare la rivoluzione dei cittadini e prendere in mano il potere per cambiare l'Italia e renderla più giusta ed uguale. Fate questa rivoluzione, fate la rivoluzione civile. Bene, grazie ad Antonio.